Nell'incontro tra il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e i sindaci veneti sul tema del trasporto pubblico locale, secondo il consigliere regionale del Partito Democratico, vicepresidente in Commissione Trasporti Jonathan Montanariello, Zaia si è presentato come paladino dell'ambiente, promettendo impegni e azioni volte a migliorare la situazione, ma secondo il consigliere i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a giugno 2022 indicano che la quota di bus più inquinanti Euro 2 ed Euro 3 nel parco mezzi del Veneto è tra le più elevate in Italia, superata solo da regioni come Molise e Basilicata. Nel Veneto circolano circa 300 bus Euro 2 e 900 bus Euro 3, segno che secondo Montanariello la giunta Zaia ha fatto ben poco per migliorare la situazione in termini di impatto ambientale. Il vice capogruppo del PD Veneto sostiene che le promesse e le azioni di maquillage non sono sufficienti se non corrispondono a fatti concreti. Montanariello sottolinea che nonostante le affermazioni del presidente Zaia riguardo la tutela ambientale, la situazione del parco mezzi del Veneto continua a essere tra le più inquinanti del paese. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.